Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Siamo radunati nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, nel cuore dell'estate. Preghiamo Maria affinché ci doni il coraggio di guardare sempre in alto, anche di fronte alle fatiche. In questa Eucaristia vogliamo pregare per tutti i nostri defunti, in modo particolare preghiamo per Luciana. Vogliamo affidare anche alla misericordia di Dio tutte quelle persone morte in questi giorni, soprattutto nei disastri del mondo. Al Padre che è misericordioso vogliamo affidare la nostra vita e chiedere l'intercessione per la remissione dei nostri peccati. Con cuore umile ci accostiamo ai santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ascolta, Signore, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria del Padre. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Preghiamo.
O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Beata Vergine Maria, l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del Figlio tuo unigenito, fatto uomo, e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile. Per sua intercessione, fa che, salvati per il mistero della tua redenzione, possiamo essere da te innalzati alla gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro delle Cronache. In quei giorni Davide convocò tutta Israele a Gerusalemme per far salire l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché elevando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantata per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Risplende la regina, Signore alla tua destra. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò, perché l'ho voluto. Risplende la regina, Signore alla tua destra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia.
alleluia. Alleluia, alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Parola del Signore. Qualche mese fa, girando per Vittorio Veneto, mi è capitato di osservare una bambina in piazza, visto che sono parroco de Meschio, logico che era Meschio, una piazza anche un po' affollata, era verso Natale. Aveva perso di vista i genitori per pochi istanti e sul suo volto si leggeva il panico. Ha iniziato a correre a vuoto, spaventata dalla situazione, poi all'improvviso ha scorto da lontano la figura della mamma. Non ha fatto calcoli, non si è fermata a pensare, si è semplicemente lanciata in una corsa verso di lei, le stringe le mani forte, nasconde il viso nel cappotto e la abbraccia. In quell'istante tutta la sua paura, non sapevo io che era svanita, ma quel gesto ha esplicato ciò che c'era nel cuore. La paura era stata sostituita da una pace profonda. La bambina sapeva di essere finalmente al sicuro, anche se non era stata senza la mamma per così tanto tempo, ma era al sicuro, custodita da un amore più grande. Perché dico questa immagine? Questa immagine semplice, ma penso efficace, ci introduce perfettamente nel mistero che celebriamo in questa liturgia della vigilia dell'Assunzione. L'Assunzione di Maria al cielo è per tutta l'umanità lo sguardo che ritrova la propria madre. Ciascuno di noi è chiamato a cercare in mezzo alla folla, in mezzo alle distrazioni del mondo, della vita, dell'estate, lo sguardo di Maria. Maria non è semplicemente una figura del passato da ammirare, l'irraggiungibile, la tanto amata, come cantiamo solitamente in un canto popolare. Non è dunque una donna da ammirare su un altare, ma è colei che precede il nostro cammino, ci mostra la meta finale. Come quella bambina nella piazza, anche noi spesso ci sentiamo smarriti tra le fatiche, le paure, le incertezze della vita quotidiana, ma guardando all'Assunzione di Maria in anima e corpo riscopriamo dove siamo diretti. Siamo fatti per il cielo, creati per una gloria eterna che supera ogni sofferenza terrena,
Bellissima la seconda lettura di questa sera. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? La prima lettura ci ha ricordato l'introduzione dell'Arca dell'Alleanza a Gerusalemme, accompagnata da canti, danze, una gioia incontenibile. Nel Nuovo Testamento la Chiesa riconosce in Maria la vera e definitiva Arca dell'Alleanza. Lei non ha custodito semplici tavole di pietra come quelle date a Mosè nel Monte Sinai da Dio, ma ha portato nel suo grembo il Verbo fatto carne, il Salvatore del mondo. Portando Gesù, Maria porta la presenza stessa di Dio in mezzo a noi e nell'Assunzione quest'arca vivente viene introdotta nel santuario del cielo, non per allontanarsi da noi, ma per diventare ancora più vicina a ciascuno dei suoi figli. Dovremmo pensare un po' questo anche nel momento in cui ci distacchiamo dai nostri cari. Non è un allontanamento, ma è un avvicinamento. È più vicino di prima. Proprio in questo mistero di comunione risiede l'importanza fondamentale dell'essere Chiesa. Maria non ha visto la sua fede, non ha vissuto la sua fede in un isolamento e noi camminiamo da soli verso il cielo. Essere Chiesa significa essere quel popolo radunato attorno all'arca, una comunità di credenti che cammina insieme. Cammina sostenendosi a vicenda nelle prove, condividendo la stessa speranza. Allora è da chiederci oggi, Ferragosto 2026, dov'è la mia comunità? Sono nella comunità? Sono nella Chiesa o punto il dito e dico voi che sede Cesa? La Chiesa è il corpo vivo in cui la presenza di Cristo continua a operare nel mondo. Celebrare l'Assunzione di Maria non è celebrare solo il traguardo di una singola creatura, ma il destino glorioso che attende l'intera Chiesa, di cui Maria è primizia e immagine perfetta. Per questa omelia mi sono ispirato all'immagine che abbiamo qui in chiesa della Madonna alle mie spalle. Il vaso di fiori nasconde ciò che c'è sotto il trono di Maria, ma sotto c'è la barca, l'arca, la Chiesa, Maria, madre della Chiesa. Nel Vangelo abbiamo ascoltato la voce di una donna che, entusiasta delle parole di Gesù, esclama: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Eppure Gesù eleva questa lode terrena a una dimensione superiore. Risponde: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Allora parole queste con le quali il Signore non sminuisce sua madre, ma ne rivela la grandezza più autentica. Maria è beata non solo per il legame biologico con il figlio, ma perché ha ascoltato la parola, l'ha accolta nel profondo del suo cuore, l'ha custodita con totale fedeltà per tutta la vita. Allora chiediamo oggi la grazia di imitare la fede di Maria, chiediamo al Signore, perché comunque noi siamo qui per celebrare le grandezze del Signore compiute in Maria. Allora chiediamo al Signore di riscoprire la bellezza e il dono di essere Chiesa, pietre vive di un edificio spirituale
che ha i piedi ben piantati nella storia, ma il cuore già rivolto verso il cielo. Lasciamoci stringere dalla mano materna di Maria, certi che il cammino della nostra vita, unito a quello della comunità ecclesiale, troverà la sua piena e luminosa realizzazione nella gloria del paradiso. Amen. Professiamo la nostra fede e diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, nella celebrazione odierna splende la luce della Pasqua. Maria, immacolata nella sua concezione, intatta nel parto divino, è assunta al cielo in anima e corpo. Sia lei arca della nuova alleanza e donna vestita di sole a sostenere la nostra preghiera mentre diciamo: per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa pellegrina nel tempo, perché sull'esempio di Maria cammini con fede e speranza, annunciando al mondo la gioia della salvezza e testimoniando la bellezza del Vangelo. Noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per i popoli dilaniati dalla guerra e dal terrorismo, perché sotto lo sguardo di Maria la comunità internazionale possa percorrere vie di riconciliazione e trovi presto la pace. Noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, perché, come Maria, vivano la loro vocazione con amore, carità e gioia. Noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria, perché la sua intercessione ci sostenga nel cammino quotidiano e ci aiuti a vivere con fede la preghiera. Noi ti preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fa che, contemplando il mistero di Maria associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, il sacrificio di riconciliazione e di lode che celebriamo nell'assunzione della Santa Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo, pellegrino sulla terra. Risplende come primizia immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, Pietro e Paolo, i gloriosi martiri, Padre Colbe, San Giorgio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono io che parteciperò alla tua mensa.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipi del banchetto del cielo, invochiamo la tua clemenza, perché celebrando l'assunzione della Beata Madre di Dio, siamo liberati dai mali che ci sovrastano. Per Cristo nostro Signore. Grazie alla Corale San Giorgio che ha animato così bene questa Eucaristia di Grassaga, San Donà, per noi di Vittorio Veneto. Ecco, quindi grazie. Parte delle parrocchie dove ero prima che porto nel cuore e che ogni tanto il cuore ritorna, ecco, vero? Qualche avviso, c'è il cammino nuovo, anche se è venerdì, ma comunque vale per domenica. Contrariamente a quanto avevo scritto la settimana scorsa, la partenza in occasione della messa di Sant'Augusta che faremo sabato prossimo, non partiamo dalla scalinata di Serravalle perché è ancora chiusa, quindi partiremo dalla chiesa di Sant'Andrea alle 7:30 al mattino e poi andiamo su a piedi e alle 9 celebriamo la messa. Inizierà il Grest fra 2 lunedì, quindi non lunedì questo, quello dopo, e per questo martedì sera, per chi volesse, alle 8, ecco, ci troviamo in oratorio a sistemare alcune cose per il Grest, per darci una mano, ecco, è ben gradito, qualche forza. Gli altri avvisi li leggiamo nel foglietto. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti noi, a tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione al cielo di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata e buona Assunta a tutti.
Maria.